Oggi siamo in una valle laterale della Val di Nom, la Val di Bresimo. Con la macchina si può arrivare fino a questa malga, che è Malga Bordolona di Sotto, e questo è il nostro punto di partenza per fare un giro ad anello sul gruppo delle Maddalene, un gruppo montuoso al confine tra la Val di Nom e la Val d'Ultimo. Oggi noi arriveremo fino al lago Trenta, conosciuto anche come lago Alplaner. Ora diamo inizio alla nostra camminata e ci dirigiamo verso Malga Bordolona Alta, seguendo il sentiero 136. Siamo giunti a Malga Bordolona Alta. Finora la giornata è bella, una bellissima giornata autunnale. Come potete vedere è anche scesa la prima neve. E adesso noi continuiamo verso il lago Trenta, seguendo sempre il sentiero numero 136. Manca poco per arrivare al passo Alplaner. Ci voleva però un piccolo spuntino e adesso sempre avanti. Arrivati al passo Alplaner, che fa da spartiacque fra Trentino e l'Alto Adige. Adesso da qui scendiamo al lago Trenta. Siamo arrivati ai tre laghi. Quello che vedete alle mie spalle è il più grande, il lago Trenta. Un lago meraviglioso e con la neve attorno ancora più bello. Abbiamo visto anche il secondo lago. Come potete vedere è molto più piccolo del primo, ma molto carino anche questo. Adesso prendiamo il sentiero numero 12 e ci dirigiamo verso la cima Trenta. Partiti dal lago e possiamo dire che stiamo camminando a vista. Il sentiero è coperto da questa splendida neve. Quindi per fortuna abbiamo il GPS e la traccia del GPS sarà un po' strana. E da questo punto adesso saliamo per il sentiero 14 direttissima cima Trenta. Ci sta aspettando.
Peccato ragazzi, alla cima mancava poco, però non ci siamo fidati a salire perché c'è troppa neve. Comunque ci siamo fermati in questo posto magnifico, bel panorama sulle cime innevate, siamo sopra i laghi che abbiamo visto prima, ci siamo gustati un buon panino, assaporato la pace e il silenzio di questo posto e adesso non ci rimane che fare il ritorno. Siamo scesi dalla cima, adesso continuiamo sul sentiero numero 12, che è questo, e ci dirigiamo verso la Forcella Clappa. Siamo arrivati a questo bivio. In questo punto il sentiero va alla mia sinistra o alla mia destra. Tutti e due i sentieri portano alla forcella dove dobbiamo andare. Però noi prendiamo questo, quello di destra, non è segnato, rimane in quota, risparmiamo tempo. Si può andare. Con una lieve pioggerellina siamo arrivati al passo Val Clappa. Adesso continuiamo la nostra camminata seguendo il sentiero 112 fino ad arrivare alla malga Scalette di Sopra. Se volete fermarvi per una pausa caffè alla bella malga Scalette di Sopra è aperta. Adesso da qui continuiamo e fino ad arrivare alla malga Scalette di sotto, vediamo cosa ci aspetta. Siamo arrivati alla malga Scalette di sotto. Il caffè anche qui purtroppo è andata male, quindi non ci rimane altro che arrivare alla malga Bordolona di sotto. Siamo ritornati a malga Bordolona di sotto e con gli splendidi colori autunnali siamo arrivati a conclusione del nostro giro nel gruppo delle Maddalene. Il percorso che abbiamo fatto è stato semplice, comunque un po' di allenamento è sempre richiesto. Molto belli i laghi e anche il panorama. Purtroppo non siamo potuti salire a cima 30 causa la neve. Al ritorno abbiamo trovato difficoltà perché non siamo riusciti a vedere bene le tracce, erano un po' vaghe. Se scaricate la nostra traccia, andate GPS, andate tranquilli e beati, altrimenti è un po' difficile e si può perdere la strada. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!